Ma qua, ho sentito qualcosa? Ragazzi, bellissima! Dottore mi dica. aiuto, Dottore mi aiuto, mi dica. perché ho paura di sbagliare. Se vedete bene deve essere un anello medievale. La lucentezza mi sa un argentino, Trovare ste anfore che dentro le pietre, tolgono Sì. la pietra, dentro c'è di tutto. Sì. Amici follower, Ma soprattutto, amiche, bravissimo come sempre. dove andiamo oggi? Oggi abbiamo preso la machine, stiamo andando in un campo a cercare qualcosa di interessante, ma questo lo facciamo solo ed esclusivamente Per voi! che ci seguite. Tanti seguono i nostri video, però si dimenticano di schiacciare iscriviti. Comando come sempre, se vi piace il video, Mettete un mi piace. e seguiteci numerosissimi come lo state già facendo. Iscrivetevi, mi raccomando. È pronto? Partiamo? Sì, via! Abbiamo già avuto un segnale? Forse qualcosina suona. C'è una lattina, Oh, un bellissimo tappo. un bellissimo tappo del Medioevo, dove anche loro si nutrivano con l'acqua sorciva. Primo pezzo di immondizia. Sì. Qui avevamo appena scavato, però E non c'era un nulla. forse l'altro pezzo della Merino? Può essere? Un bel pezzo di lamierino di prima. Dici? Trova? Non trovo niente. Aspetta un attimo, Ecco qua. Ah, ecco qua. pezzo di Merino di Pezzo di prima. lamierino, vedi? La rimanenza. Peccato. Sì. Peccato, vabbè. Oh. Bisogna ogni minimo suono. Non è sempre domenica. No. È anche sabato. Oh, guarda socio. Sopra il terreno una maniglia di una porta o di una finestra. Ti serve un pomello? Un po' meglio. Vediamo, poi buttiamo via. Che noi anche ripuliamo le terre. Dalla spazzatura. Siamo i netturbini. Vediamo un po'. Vedere. Sarà un altro lamirino? Ma qua, ho sentito qualcosa? Ragazzi, Bellissima! Una bellissima votiva, guarda che roba. Guarda quella piccagno su, dagli un attimo un'occhiata. È un po' corrosa qua, ma cavolo, bella, guarda che tenuta. Cosa c'è scritto? Ragazzi, questa è una votiva in memoria della mia prima comunione. Cioè mia intesa, no, non mia come mia, ma un ricordo della prima comunione. Bella, bella e tenuta benissimo anche. Andiamo dall'altra parte. È un po' corrosa, va bene qua. un Guarda, salto, ingrandisco la sì. con la telecamera, eccola qui. Bella, bella ragazzi, Si va. prende la- Picagnolo intero, bella. Oh, Possiamo finalmente. dirlo? Possiamo? Possiamo. Col pacetto, col pacetto. Dai, dopo un po' di immondizia. Finalmente qualcosa di buono, dai. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Per farvi vedere che non troviamo solo cose belle, oggi è la giornata di non cose belle, si trovano anche questi, che è Qua. pesantino, Sì. senti che roba. Ma penso che sia un pezzo di un trattore. pedale. Un giunto che gira, Sì, esatto, un giunto esatto. cardanico, Sì, senti, può essere, senti che, mamma cioè, mia, che cosa forbita. incredibile, un giunto, ripeto per gli amici che ci ascoltano, un giunto cardanico. E se non è vero, diteci voi cos'è. Esatto. Un altro piombo. Questo è il quarto piombo. Sì, è lui. Il piombo. Se vedete bene deve essere un anello medievale, un pezzo di anello medievale Manca il resto della di un la signore, corona. di un signore austro-ungaro, no, era una fascetta, vedi. Andiamo via. E te mucca. Pulire sempre le terre E chiudere le chiudere buche. le buche, mi raccomando, che non siamo a casa nostra. Ringraziamo anche il contadino. Ringraziamo il signor Tony. Eh, Cosa mi ha tirato fuori? ha tirato fuori un Una bossolo. cartuccia, sì, Sì, un bossolo. un bossolo italiano, vedi, Sì, un pezzo di bossolo italiano molto bello. della seconda guerra mondiale. Bello? Sì. Qualcosina sta uscendo, no? Sì, sì, sì. Non riesco a tirarlo fuori. Forse sì, dai una mezza badilata. Sì, hai ragione. No, l'hai tirato fuori. È una cosa tanto piccola. Mamma mia. Un rumore strano. E lì. Eccoci. Scavicchi. Scavicchi ma non molli. L'hai Abbiamo- buttato fuori, sì. L'ho Sì, sì. buttato fuori. Vediamo di cosa si tratta. Deve essere un altro piombino. Oh, moneta, moneta. 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 Ragazzi, Cos'è? la lucentezza mi sa un argentino, Sì? Sì, ho un argentino, Lei che è guarda, specializzato? guarda come berluccica. Ragazzi, questi sono 20 centesimi e qui abbiamo la data che voi non vedete, 1900, poi andremo a vedere
di che data è. Eccoli qua, 20 centesimi, ma questi sembra un argentino. Sì, dai, sembra un argentino, dai. Va, si vede la testa. Esatto, questo è il primo argentino del mio socio, vero Sì, socio? sì, E qua possiamo dirlo? Qua possiamo dirlo? Sì. Un bel colpaccione. Colpaccione, bello, emozionato, bello, dai. Sono contento. Anch'io, Sono contento, anch'io, molto. veramente. Ho capito, però, cioè, non è che posso tirare fuori solo pattume, come in questo caso che ho tirato fuori Cosa hai tirato fuori? una lattina. Che Deve essere quante? una lattina dell'epoca romana, quando i romani attraversavano il Po e venivano qui Ad abbeverarsi. ad abbeverarsi. Andiamo Avanti, no? Non ci diamo mai per vinti. Ricordatevi anche una cosa, che il mio socio vi fa i video succinti di tutte le cose, ma noi spazioliamo 3, 4, 5 ore, eh. Cioè voi credete certe È tutto, immagini che le vedete tutto riassunto siamo in tutti soldati. pochissimi minuti. La vedo un po' serio perché ho visto che ha tirato su qualcosa molto incrostato che non è una moneta. No. Però mi hai detto qualcosa. Tipo ho sentito Sembra. parola orologio. Sembra un meccanismo, vedi, di un orologio. Piano, spazio. Guarda l'ingranaggio. Questo è un orologio, ragazzi. Eccolo qua, vedete? Questo è proprio un ingranaggio di un orologio. E guardate qua non è rimasto assolutamente niente. Niente. Bello. Molto bello. Ascolta, Da socio, ripulire. per la serie non solo monete, Sì, esatto. abbiamo trovato anche questo. Riusciremo a trovare cos'è? È abbastanza sotto. Un lamirino. Sì? Sì. Una lattina, niente. Tanto lavoro per niente. Fa parte, socio, e lo diciamo ai nostri followers, che fa parte anche questo, E non è tutto oro quello che luccica. che sberluccica anche, non è tutto oro, però noi non demordiamo, no? Ferro, misto, Qui c'è qualcosa. qualcosa di misto. Quindi in posizione. Posizionati. Sì, mi posiziona. Se c'è Sole. qualche cosa. Sì, basta che se basta la Mierini. Eccolo qui, va che è venuto giù. Socio? Si vede, Si sì, intravede. allora, già si capisce che è un bottone perché si vede già la soletta. Oh, Che bello, cavolo! Altro Reggia Marina. Sì, è quello che ha perso l'orologio Sì. e questo è la rimane. Tra poco troviamo anche la dentiera e siamo a posto. Abbiamo trovato Bello. tutto il signore. Bello però, cavolo, ben tenuto. Guarda che roba. Molto bello, guarda che bello, molto integro. La picagna, sì, visto subito. Sì. Ma ho visto qua della picagna che era attaccato qua. Mi stai diventando un esperto. Ormai è diventato un grande ricercatore. È un Mi grande chiamavano Indiana. John di cognome. Nick, Indiana Nick. Colpacetto, anche Bello, questo. sì, Bella sì, giornata oggi, devo Sì, dire. sì. Bei ritrovamenti. Questo campo sta dando dei buoni frutti. Perché ricordatevi sempre che la terra. Dà sempre buoni frutti. Esatto. Cosa c'è? Eccolo qua. Oh, cos'è? Cos'è? Ma wow! Questo deve essere Questo stato. è fantastico, questo qua. Qui c'era una pietra preziosa, un questo qua, lapislazzolo. questo, come potete vedere, Era un anello. un anello. Guarda, Egizio. sì, guarda che bello questo anello. Guardate. Guarda, con Qua l'intreccio anche. Esatto. Questo si vede c'è anche l'intreccio. Qui era un anello. Stai inquadrando il Scusi. inquadri l'anello egizio. Qui deve essere stata una pietra tutta Sì, molto grande. la pisluzzata. Questo qui favoloso. Ragazzi, troviamo anche sta. Questo può essere sì qualcosa di un cardine. Sì. O queste cosa può essere? Allora, occhio e croce che l'hai pulito così. Sai cosa posso dire? Un anello egizio di No, Tutankhamon. non so cosa sia, però Non so. comunque sia. No, vabbè, sarà una. Scherziamo. Scherziamo, non è un anello, che qualcuno ci Sì, creda. sì, Anche. sì. Era una battuta. Ha ragione Nuanda quando dice che quelli sono solo per fare follower e basta, perché alla fine, cioè, trovare ste anfore che dentro le pietre tolgono Sì. la pietra, dentro c'è Sì, di tutto. sì. Cioè, Infatti noi scaviamo sulla sabbia, ma non è che abbiamo trovato le piramidi, non è che abbiamo trovato un sarcofago egizio, eppure c'è sabbia. e chi ci dice di no? Seguiteci. E suona. Vediamo se lo tiro fuori io questa volta. No? Ecco, trovato. Cos'è? Croce. Ah, un piombino, un pallino da moschetto, sì. Un pallino da moschetto. Bello. Questo Sì. qua da avancarica. Sì, forse questo qua è stato anche usato perché c'era Bello. una botta. Bello. Molto bello. Periodo. Sì. Guerra napoleonica, 1860, 1800. Bene, bello. Ho un segnale. Perché
prendo un pochettino meglio, c'è un pochettino di piante. Ah, la vedo qualcosa. Bravo socio monetozza. Guarda che bella. Ecco qua, vediamo un pochino. Metti a risuonare sto point. Ecco qua. Mettimela sul palmo, Qui. sul mio palmo, sul palmino. Cos'è? Sembra un centesimo, molto piccola. Allora, la testa di Vittorio c'è. Vedi? Sì. Conviene cambiare telecamera. Questo è Vittorio Emanuele III, vedi? Sì, scritto, Quindi questo è Vittorio Emanuele III. Se andiamo a girarla, Sì, lato opposto, là, sembra, guarda che c'è scritto 1913, aspetta che ti passo sì, prego. vicino col ditino. Sì, qua. sì, C'è esatto. scritto 1913. Questi dovrebbero essere, se non sbaglio, dall'inquadratura così, i 5 centesimi di Vittorio, piccolini. Eccolo qui. Bella? Colpa 100. Molto bella, sì, 1913, una bella monetina, Sì. dai. Bella. Io direi che per oggi potremmo anche fermarci. E anche perché 4 ore e mezza, insomma, mi sembrano abbastanza, o no? Sì. Amici follower, Ma soprattutto, amiche siamo giunti alla fine anche oggi. di questa giornata di ricerca. Abbiamo trovato un bel po' di robetta. Sì, un bel po' di tesori. Vi diciamo, come sempre, di seguirci. Abbiamo visto che siete in tanti. Iscrivetevi. Iscrivetevi anche quelli che vedono i video che non si sono ancora iscritti. Esatto. Siamo arrivati oltre ai 700 iscritti. Quindi Ringraziamo tutti e con questo ci salutiamo. vi ricordiamo sempre Che ci troviamo sempre domenica alle 13:30 su YouTube. Ciao!